Io sono la dottoressa Mazzucato, lavoro presso gli ospedali riuniti di Padova Sud a Schiavonia e sono un medico urologo. Oggi vi parlo della neoplasia prostatica del percorso diagnostico, poi un mio collega vi parlerà invece del percorso terapeutico. La neoplasia prostatica è un problema epidemiologico di enorme importanza. Secondo alcune statistiche americane è la più frequente neoplasia dell'uomo e la seconda causa di morte dopo la neoplasia del polmone. Ma parliamo della nostra realtà, l'epidemiologia nel Veneto. Nel Veneto il tumore alla prostata rappresenta quasi il 20% di tutti i tumori ed è il tumore più frequente negli uomini tra i 50 e i 69 anni di età. Ci sono alcuni fattori di rischio predisponenti al tumore alla prostata. Innanzitutto una predisposizione genetica, sia per etnia, infatti la razza negra ha tumori più aggressivi, o per familiarità, alcune mutazioni genetiche, la sindrome metabolica, la calvizie, la gonorrea, il fumo, addirittura il lavoro notturno, o alcuni farmaci. Ci sono invece alcuni fattori protettivi, i raggi ultravioletti, la circoncisione o l'elevato numero di eiaculazioni mensili. Per quanto riguarda la topografia della neoplasia all'interno della ghiandola prostatica, il 70% dei casi risulta essere presente nella zona periferica, il 5% nella zona centrale e il 25% nella zona di transizione. La sintomatologia negli stadi di malattia precoci sostanzialmente non dà nessun sintomo o può essere associata a sintomi da ostruzione cervico-uretrale concomitante. Negli stadi di malattie invece più avanzati abbiamo soprattutto i sintomi legati alle metastasi e prevalentemente ossee ovviamente, o un'insufficienza renale su base ostruttiva, anche se è un evento abbastanza raro. La diagnosi di neoplasia prostatica si fa con l'esplorazione rettale. Nel 70% dei casi, infatti, l'insorgenza della patologia è a carico della parte periferica posterolaterale della ghiandola. E è molto importante anche il dosaggio del PSA serico, che è stato introdotto dagli anni 80, anche se il marcatore serico del PSA è organo specifico, non cancro specifico. Se elevato, infatti, è importante ridosarlo presso lo stesso laboratorio, contestualmente anche ad un esame delle urine per escludere una contestuale infezione delle vie urinarie. Quali sono i pazienti candidati alla diagnosi di neoplasia prostatica? Sono pazienti che sono in salute dai 50 ai 75 anni e che hanno un'aspettativa di vita almeno di 10-15 anni. I pazienti che hanno una predisposizione genetica o quelli che presentano una sospetta esplorazione rettale, quindi un nodulo sospetto all'esplorazione e un rialzo del PSA. Ci sono due modalità per fare diagnosi. Ovviamente il paziente deve essere sottoposto a biopsia prostatica che si può eseguire in due maniere, transperineale o transrettale. La biopsia prostatica normalmente è random. Cosa vuol dire? Vengono presi dei prelievi della ghiandola prostatica in punti a secondo di uno schema più o meno standardizzato. I limiti della biopsia random però si vedono bene in questa slide. In alcuni casi si rischia di non campionare la zona neoplastica, in altri casi si rischia di campionare la zona meno aggressiva e quindi non avere una diagnosi precisa della neoplasia. La biopsia prostatica si fa contestualmente ad un'ecografia prostatica transrettale. Questa ecografia però, che si fa contestualmente alla biopsia, non dà mai informazioni sulle aree sospette della ghiandola e perché proprio non si vedono. Invece un esame che risulta utilissimo negli ultimi anni è la risonanza prostatica con diffusione e perfusione, non solo perché dà una valutazione più accurata morfologica di base della ghiandola stessa, ma anche perché le immagini multiparametriche possono identificare i noduli sospetti. Questo è importante perché poi i radiologi che eseguono le risonanze hanno un modello di segmentazione della ghiandola tale per cui poi possono segnalare un punto preciso dove c'è un nodulo sospetto e dove noi possiamo eseguire una biopsia mirata proprio di quel nodulo.
Allora, in questa slide si vede molto bene come in basso a sinistra abbiamo l'immagine di risonanza dove è indicato il punto preciso dove c'è il nodulo sospetto, e dell'immagine in alto a destra viene eseguita l'ecografia appunto e si vede l'ago tranciante che esegue la biopsia nel punto preciso indicato alla risonanza. L'ago tranciante porta via un pezzettino di tessuto prostatico lungo circa 1,5 centimetri e viene inviato all'analisi istopatologica in anatomia patologica appunto. E il sistema di grading che ha trovato maggiore applicazione è quello di Gleason. In questo sistema i pattern istologici vengono classificati a piccolo ingrandimento da 1 a 5 in accordo con un grado di differenziazione ghiandolare. Questo ci aiuta a capire il rischio di malattia che è stata riscontrata. Sono il dottor Nicola Zanovello, sono responsabile dell'unità operativa dipartimentale di chirurgia robotica dell'ospedale di Schiavonia. E continuiamo il discorso sulla neoplasia prostatica e parliamo del trattamento del tumore prostatico. Cosa importante da dire subito è che seppure sia un tumore molto diffuso nell'uomo, è un tumore non particolarmente aggressivo. Per cui il compito, diciamo, dell'urologo è quello di capire in prima battuta quali sono i tumori che necessitano un trattamento immediato e i tumori che possono anche essere semplicemente osservati, nei quali non è necessario intervenire subito, a volte non è proprio necessario intervenire mai e su questo è molto importante rassicurare il paziente e fargli capire che pur essendoci un tumore all'interno del suo corpo, questo tumore non lo porterà probabilmente alla morte. E questo è un concetto molto importante. Noi non siamo degli indovini, per cui per prenderci questa responsabilità dobbiamo basarci su dei dati scientifici. E i dati scientifici che noi abbiamo per differenziare la diversa aggressività del tumore della prostata si basano sul PSA, di cui vi ha già parlato la mia collega, sulla biopsia prostatica, cioè su questa score di Gleason che dandoci dei punteggi diversi ci dice fin da subito quanto il tumore è aggressivo in partenza. E il terzo aspetto da considerare è quello legato allo sviluppo locale del tumore, cioè capire fin da subito, e questo lo possiamo fare sia con la visita all'esplorazione rettale sia con la risonanza magnetica, se il tumore è solo all'interno della prostata oppure se si è già diffuso oltre la prostata. Mettendo assieme PSA, Gleason score e la stadiazione locale possiamo distinguere 3 classi di rischio: il tumore a basso rischio di progressione, il tumore a rischio intermedio di progressione e il tumore ad alto rischio di progressione. È ovvio che nei due estremi, il basso rischio e l'alto rischio, siamo più agevolati a prendere una decisione. Un tumore a basso rischio possiamo essere più sereni nel posticipare un trattamento. Un tumore ad alto rischio siamo sicuri che qualcosa dobbiamo fare subito. Sul tumore a rischio intermedio siamo presi un po' tra la possibilità di sorvegliare o la possibilità di intervenire, sapendo che, essendo comunque un tumore a lenta progressione, anche se noi ci prendiamo un po' di tempo e seguiamo in modo ravvicinato il paziente, non rischiamo nulla e soprattutto non rischiamo di peggiorare la situazione di partenza. Quando noi pensiamo a un trattamento per il tumore della prostata, pensiamo fondamentalmente a 4 cose. La prima cosa è la sorveglianza, cioè non abbandonare il paziente, non trascurare il fatto che ci sia un tumore anche se è a basso rischio, ma seguirlo in modo ravvicinato nel tempo, ripetendo gli esami, cioè ripetendo il PSA, ripetendo la risonanza e ripetendo la biopsia. Se noi vediamo che il tumore è stabile nel tempo, possiamo non intervenire. Se c'è una progressione di malattia, a quel punto possiamo intervenire. E intervenire cosa vuol dire? Abbiamo anche qui diversi trattamenti, proprio perché è un tumore molto frequente, è un tumore molto studiato, molto conosciuto e fortunatamente la scienza ci dà diverse armi di intervento.
Diciamo che se si può, se il paziente, le caratteristiche del paziente e l'età del paziente lo permettono, si fa un'asportazione del tumore, cioè si fa la prostatectomia radicale, che è un intervento chirurgico. In alternativa si può fare una radioterapia o la brachiterapia. Se invece il tumore è più diffuso, oltre a un trattamento locale, bisogna fare un trattamento sistemico, cioè su tutto il corpo, facendo una terapia ormonale o una chemioterapia. Generalmente si fa una terapia ormonale in questi casi perché il tumore della prostata si alimenta del testosterone, è un tumore che non esiste negli eunuchi ad esempio, per cui nel momento in cui noi andiamo a fare una deprivazione ormonale, la famosa castrazione chimica, c'è una regressione del tumore e una risposta ottima anche senza interventi, anche in tumori metastatici. Per cui noi quando pensiamo al trattamento dobbiamo sempre usare una bilancia e pensare che da un lato c'è la guarigione, ma dall'altro c'è anche la qualità della vita del paziente, perché gli interventi che noi andiamo a fare possono alterare la qualità della vita del paziente stesso. Perciò dobbiamo sempre porci il problema, noi in base a questo paziente, il trattamento che pensiamo è un trattamento che veramente serve a questo signore, è un trattamento che porta veramente alla guarigione o gli fa più danni che altro. E questo per noi è un momento molto importante e molto critico. Perciò noi se possiamo, dal momento che più del 50% dei tumori alla diagnosi è localizzato solo alla prostata, in base alle condizioni generali del paziente, all'aspettanza di vita, perché fare una diagnosi di un tumore alla prostata a un paziente di 50 anni è diverso che farlo a un paziente di 70 o di 80 anni. Sappiamo dagli studi su larga scala che a 10 anni anche dei tumori non trattati hanno una sopravvivenza dell'80%, per cui prima di fare un trattamento ci pensiamo bene. Molto spesso la scelta della sorveglianza, cioè non trattare immediatamente il paziente, ma seguirlo in modo ravvicinato e fare un trattamento solo quando vi sia una progressione tumorale, è una scelta vincente. Se noi dobbiamo pensare a un trattamento per il paziente, il trattamento di scelta è quello dell'asportazione della ghiandola prostatica, cioè la famosa prostatectomia radicale. Questo, diciamo, è l'intervento che permette di eradicare il tumore, cioè asportarlo completamente, ed è quello che fondamentalmente garantisce i maggiori risultati in termini di guarigione oncologica. Per far questo il paziente deve essere in grado di sopportare un intervento chirurgico, per cui non si può fare a pazienti troppo anziani, con altre patologie, le famose comorbilità, dire al paziente che questo intervento può portare delle conseguenze, per cui da un lato noi portiamo via il tumore, ma c'è un rischio che dopo questo intervento ci siano delle conseguenze negative per il paziente, soprattutto nella sfera sessuale e nella sfera urinaria. Cioè vuol dire che circa il 50% dei pazienti dopo questo intervento svilupperà un'impotenza erigendi e che un 5-8% dei pazienti svilupperà un'incontinenza urinaria, perché la prostata per sua natura è posizionata proprio in stretta relazione con i meccanismi anatomici che regolano sia la continenza che la potenza sessuale. Per eludere questi problemi, la scienza ha fatto dei passi da giganti, ha sviluppato delle tecniche, delle tecnologie che ci permettono di vedere meglio i dettagli anatomici e di intervenire con più precisione. Diciamo che la prostatectomia radicale al giorno d'oggi viene fatta quasi esclusivamente con tecnica robotica, il che vuol dire che non si fa più un taglio sull'addome del paziente, ma si fanno 5 buchetti di 1 centimetro, dai quali si mettono delle sonde e una telecamera, e queste sonde vengono comandate dal chirurgo non direttamente sul paziente, ma seduto in sala operatoria, in un lato della sala operatoria, sulla console del robot. Perciò il chirurgo può vedere l'immagine 12 volte più grande, può vedere meglio queste strutture deputate alla potenza sessuale e alla continenza e può risparmiarle, portando via solo la prostata e risparmiando appunto i nervi e lo sfintere per l'erezione. Questo robot è disponibile
in 2 sedi dell'UR6, nell'ospedale di Schiavonia e nell'ospedale di Campo San Piero, e ci permette di fare appunto questi interventi con una precisione altissima e con un risparmio di queste strutture, abbattendo appunto quei dati negativi sull'incontinenza e sulla potenza. Il robot è sviluppato ormai da più di 20 anni, ci sono diverse generazioni di robot. In questo ospedale abbiamo l'ultimissima generazione che ci permette con tagli estremamente piccoli di arrivare in tutte le strutture del corpo. Noi non lo usiamo solo per la prostata, ma praticamente facciamo tutti gli interventi di chirurgia urologica con il robot. Tutto questo cosa comporta? Comporta che il paziente che normalmente stava ricoverato una settimana, 10 giorni dopo un intervento di prostatectomia radicale perché aveva il taglio, gli faceva male la pancia, non riusciva ad alzarsi, doveva portare la pancera, qui il giorno dopo, al massimo dopo 2 giorni, può andare a casa dall'ospedale, riprendere perfettamente la sua attività e avere un minor rischio di incontinenza e di impotenza. È ovvio che il robot non è un sistema automatizzato, viene comandato da un chirurgo, ed è necessario che il chirurgo abbia l'esperienza adeguata per farlo. Noi lo usiamo 3 volte a settimana, viene usato anche dai colleghi delle altre specialità e vengono fatti circa 300 interventi robotici all'anno. In questo ospedale poi abbiamo fatto un percorso importante anche di riabilitazione fisioterapica del paziente che viene sottoposto a prostatectomia radicale. Questo è un aspetto secondo me importantissimo, per cui il paziente fin da prima dell'intervento viene contattato dai nostri fisioterapisti, gli viene spiegato che potrebbe avere un'incontinenza transitoria, gli vengono insegnati già prima dell'intervento quali sono gli esercizi che possono aiutare a riprendere più precocemente la continenza, e poi viene inserito in un piano appunto di ginnastica del piano perineale seguito attentamente da fisiatri e fisioterapisti. Questo ha un grandissimo beneficio sia per la ripresa della continenza urinaria più precoce, sia per la ripresa della funzione sessuale. E devo dire che questo è un bellissimo lavoro di collaborazione, per cui c'è un continuo confronto tra i chirurghi, i fisiatri, i fisioterapisti, e ogni paziente viene seguito nei dettagli e vengono studiati dei trattamenti personalizzati anche di riabilitazione. E va detto che per i pazienti che non possono essere operati, sempre in questo presidio ospedaliero dell'URSS abbiamo anche la possibilità di fare un trattamento mini-invasivo di ultrasuoni focalizzati ad alta intensità sulla prostata. Cioè i pazienti che non possono subire un intervento chirurgico perché sono troppi anziani o hanno troppe comorbidità possono ricevere questo trattamento, che consiste attraverso una sonda che viene applicata nel retto di mirare degli ultrasuoni ad alta intensità sulla prostata, che in pratica portano ad una temperatura prostatica di 65-70 gradi centigradi, creando poi una morte del tessuto neoplastico, però evitando tutte le conseguenze negative di un intervento chirurgico. È un trattamento che può anche essere ripetuto, se perciò nel tempo si vede che il paziente riprende un'alterazione del PSA o sintomi prostatici, e ha la caratteristica appunto che viene fatta fondamentalmente in day hospital, il paziente riceve una piccola sedazione, non c'è rischio di insanguinamento, perciò è un trattamento che può essere offerto anche a pazienti più fragili che non possono ricevere l'intervento chirurgico. Questo trattamento appunto AIFO. Sempre in questo presidio poi sono presenti delle macchine di radioterapia di ultimissima generazione, che perciò possono offrire attraverso sedute giornaliere per un totale di 40 sedute dei trattamenti a raggi X mirati sulla prostata, che anche possono permettere un trattamento di quei pazienti che non possono permettersi l'intervento chirurgico.